praticamente. Vediamo se arriva Riccardo anche la tua voce. Anche la voce Sì, ci sono. ce l'abbiamo da vendere. A voglia. Allora signori e signori, adesso passiamo da una band tutta organizzata, elettrica, a un uomo con una chitarrina piccolissima che Sì, si chiama, proprio il contrario di tutto. ci piace così fare un po' diciamo di contrasti e vi presentiamo Uno scappato di casa. uno scappato di vabbè, però diciamo almeno non devi portarti dietro troppo peso, Ah, diciamo. quello sì. Quella è una cosa leggera, diciamo pratico come non mai. Signori e signori, qui al salotto Ukulele Rino, welcome. Grazie. Allora Riccardo, io diciamo abbiamo accennato a questa tua praticità, tu diciamo sull'ukulele proprio componi le tue canzoni. Sì, io ho iniziato da 1 anno e mezzo a suonare l'ukulele, ma proprio perché la chitarra suonavano tutti. Io sono un po' così anticonformista. Ho detto perché no usare uno strumentino piccolo che puoi portare ovunque. Vabbè, certo. Infatti ci sta nel bagaglio a mano sempre. Quindi Giusto, è diventato giusto. il tuo migliore amico a un certo punto. Sì, l'ukulele. diciamo di sì, è amico e spalla. Quindi è cominciato un dialogo con questo strumento in qualche modo che ti ha portato a scrivere canzoni. Sì, io ho iniziato a suonare proprio per scrivere canzoni, perché avevo qualcosa da dire che, non so, dovevo dirlo a chiunque. Ho detto perché il modo più semplice di comunicazione penso sia la musica. La musica, E perché no? Vabbè, allora sentiamo cosa avevi da dire. Diciamo quello è il primo capitolo di queste cose che avevi da dire. Ma, Con cosa cominci? Guarda, io invece vorrei iniziare come nei manga, dall'ultimo capitolo. Ho capito, al contrario. Bene, Sì. quindi l'ultima che hai scritto. Sì, l'ultima che ho scritto, si chiama Disfruta. L'unica cosa, volevo solo dire Sì. che questo, cioè io ho un progetto, anzi, in teoria sarebbero 2 progetti. Sì. Uno è uno spettacolo comico-musicale, perché io non sono né cantante né cantautore, io sono un comico ubriaco che gli piace scrivere e far ridere la gente. Vabbè, uno diciamo è più comico. E Uno è invece questo, e l'altro invece è con una band, Sì. con dei miei amici che si chiamano Stone Wave, Sì. con cui sto creando e arrangiando queste canzoni in maniera diciamo. rock. Noi siamo nel primo gruppo. Siamo nella prima fase. Nella prima adesso. fase, Magari sì. vi porterò i miei amici e E vedremo. la prossima volta ti vediamo con tutta diciamo la wave, come aspetta Stone Wave. Va bene, allora cominciamo a entrare nel tuo mondo dall'ultima che hai scritto. Abbiamo Sì, detto? si chiama Disfruta, è in spagnolo. Cioè, in spagnolo Disfruta vuol dire goditi la vita, come enjoy o ok. carpe diem, quello che è. E poi diciamo che racconto un po' tutte le mie disavventure che ho avuto nella mia vita, però essendo che le ho superate in maniera egregia, perché no, metterle in maniera comica e buttarci un pezzo. Vabbè, allora sentiamo questo Disfruta, signori e signori, Ukulele Rino. Grazie. Vi sembrerà strano, ma la cosa più difficile nella vita è godersela. Tutto pronto alla partenza, ma che cazzo l'influenza destina. Perdo il volo da Malpensa, devo andarmene a Valencia, con le chiappe strette arriverò. Finalmente prendo un volo, in questo viaggio vado solo, qualche strana tipa beccherò. Ma disfruta, disfruta, disfruta todo il dia, puoi battere la spiga con ironia. Disfruta, disfruta, disfruta todo il dia, la vita va riempita d'allegria. Mi diverto con la moto, faccio il pieno e me la godo, tra 2 pieghe un senso di libertà. Fino a quando arriva un vecchio che non guarda allo specchietto, con il suo pandino mi centrò. Ma disfruta, disfruta, disfruta todo il dia, puoi battere la spiga con ironia. Disfruta, disfruta, disfruta todo il dia, la vita va riempita d'allegria. Vado a ballare al patio, porca troia m'han fermato vigili urbani.
chilometro m'han fatto, ho soffiato come un gatto, per 6 mesi non potrò guidare. Questa sfiga mi perseguita, ma non me ne frega niente, basta liberare la mente. Con disfruta, disfruta, disfruta todo il dia, puoi battere la sfiga con ironia. Disfruta, disfruta, disfruta todo il dia, la vita va riempita d'allegria. Qualunque cosa capiti, alziamo tutti i calici, la vita è una grande osteria. Grazie. Ukulele disfruttate. Rino. Abbiamo disfruttato, diciamo, abbiamo un attimo giustamente impresa bene, ecco, Sì, io sono un preso bene di impresa. mio. Meno male. E quindi diciamo, questi sono un po' delle tue un Sì, tuo diario sì, di viaggio. sì, diciamo che sono tutte cose che mi sono successe nella mia vita che inizialmente l'ho prese come tutti, come anche la disgrazia di prima, no? Certo. All'inizio le prendi male, poi le superi e dici ma sì, era una cosa così, Basta ridiamoci far passare sopra. un po' di tempo, diciamo. basta far Esatto, passare un po' di- godiamoci la vita. Va bene, e diciamo c'è chi va in giro, si fa i selfie, fa le foto, le cose, tu invece le situazioni le fotografi con questo ukulele e diciamo con le parole che poi Sì. giustamente vanno a legarsi a questo ukulele. Qual è il prossimo episodio, diciamo, di questa tua viaggio? Allora, questa canzone l'ho scritta perché io ho fatto il barista per 10 anni in Sì. tutte discoteche di Torino, pub, locali. Sì. E ho avuto tante esperienze, Immagino. belle e brutte, però questa non so se chiamarla bella o brutta, si chiama L'incontro, sottotitolo Due belle pere. Vabbè, Un incontro con non una eri psicopatica. non eri, diciamo, in un orto, in una cosa di un frutteto, diciamo. Non era un frutteto. Sì, era una fruttivendola. Era una fruttivendolo. Vabbè, era una canzone con vitamina anche questo Sì, dell'incontro. esattamente. Così adesso che arriva l'inverno magari Ci sta. un po' di vitamina. Un po' di vitamina. Allora, questo è l'incontro, L'incontro. signore e signori. Ukulele Rino. Becco questa tipa al bar del life, io facevo il barman, capirai. Mi dice voglio uscire con te, io le dico sai che c'è, facciamo in settimana un tête a tête. Mi dice che lei ama la cultura e le piace tanto la natura. Ho proprio qualche fa per te, ti passa a prendere per le 3 con la mia appunto cabriolet. Sono preso bene a due belle pere, sono sicuro che tutte quante mangerò. So che devo fare, devo impressionare, anche questa volta qualcosa penserò. Partiamo con la macchina pulita, ormai è tutto pronto per la gita. Andiamo ai laghi da Vigliana, lei è mezza brasiliana e dice che le piace la banana. Ci sdraiamo sopra delle aiuole, stiamo mezzi nudi sotto il sole. Mi dice me ne voglio andare, tra sto caldo le zanzare, mentre io la stavo per baciare. Sono preso bene a due belle pere, sono sicuro che tutte quante mangerò. So che devo fare, devo impressionare, anche questa volta qualcosa penserò. Visto che vuoi farlo intellettuale, ti porto in un museo, mica male. Andiamo al museo egizio, li conosco pure un tizio, lui che ci farà un bel servizio. Tra le mummie e i gatti imbalsamati, io guardo i suoi seni abbronzati. Di tratto lei mi dice che sto museo non fa per me, andiamo a vedere un film da te. Sono preso bene a due belle pere, sono sicuro che tutte quante mangerò. So che devo fare, devo impressionare, anche questa volta qualcosa penserò. A casa ho una disca eccezionale, ho anche qualche video amatoriale.
Ci sdraiamo sul divano, io allungo la mia mano mentre cerco un film americano. Ad un certo punto lei mi dice: non hai neanche un film che mi piace. Io la cerco di baciare, lei mi dice: non scherzare, io non sono una puttana con sta faccia da troiana, non mi sembri proprio puritana. E ti ho portato dove volevi, mi sono fatto un grande culo, adesso fai quello che devi, se no ti mando a fare il sugo. Ho finito e da solo. Grazie. Abbiamo Ukulele Rino che ci racconta, cioè era un film praticamente. Questa alla fine me la vabbè, ho riusciva capito, a smollare. quello succede, vabbè. È andata così, ho fatto Però tutto quello che potevo. quello che potevi, vabbè, È andata però, così. Però vabbè, sono giustamente sono delle partite, a volte non si- tu dici però si dovrebbe vincere insieme, capita così. Però se hai giocato bene, uno Però vedi, alla un fine punticino lo vuole. questa storia qui poi ti ha permesso di mettere giù una canzone che comunque è una roba sì, che sì, resta, sì, quindi esattamente. alla fine vedi che Alla basta fine un pareggino l'ho fatto. basta un po' di tempo, le cose si trasformano poi, è incredibile. E va bene, guarda, noi insomma, quindi hai detto questa qui è una sorta di spettacolo che stai per mettere su, una sorta Sì, sto mettendo uno spettacolo comico musicale un po' particolare. Cioè io sono un comico, diciamo, un po' che non piace. Cioè piace, ma non piace. Nel senso che a me piace la comicità volgare. Quella da bar alla fine, quando Sì. uno si ubriaca inizia invece a quella sparare. non piace quella più raffinata. Non lo so, Non lo so, in vabbè. TV di sicuro non può piacere perché certo. sono un po' troppo volgare, però magari nei locali, quelli giusti, vietato ai minori di 18 anni. Magari. Mamma mia, vabbè, ci stai mettendo curiosità. Va bene, adesso non so se il prossimo pezzo è un pezzo piccante, non so di che cosa. No, dai, facciamo Una canzone d'amore. Esatto, dai, perché no? Meno male, vedi? Perché alla fine dopo anche i pezzi magari un po' più goliardici così, piccanti anche, Fai ci sta vedere anche il un tuo lato pezzo d'amore. romantico, Sono anche un romanticone. Non avevamo E anche dubbi. coccolone, dai, come un gatto. Come un gatto. Sei anche un Roma. Quindi adesso una canzone d'amore per mettere anche, come dire, in luce questo tuo aspetto. Sì. Come si intitola? Si chiama Lontana da me. L'ho scritta per la mia ex ragazza che ormai non è... Cioè, è quindi ex. è lontana da te, se no non sarebbe ex, è Esattamente. chiaro. Che lei abitava a Istanbul, quindi è in Turchia. Quindi è Stava già lontana all'epoca, dici? Sì, quindi Esatto. è diciamo, un racconto di tutte le sensazioni che provavo quando ho avuto questo rapporto a distanza, che non mi aspettavo, però è capitato, come tutti i rapporti a distanza. E ho detto perché no, scriviamoci una canzone. E adesso la andiamo a sentire, signore e signori, Ukulele Rino, Lontana da me. Grazie. Mi sveglio dare perché sogno te. Tu sei la mia energia per vivere. Il tuo profumo è ancora qui, quella notte che mi dicesti, amore prendimi. Chissà se mi penserai, camminando per Istanbul o nel letto davanti alla TV. Sai cosa mi fai, cosa mi dai, sei qui sempre con me, seppur lontana da me. Sono qui senza di te bevendo un caffè. Vorrei che fossi qui accanto a me.
La mente viaggia forte sai, ma il mio corpo resta fermo qui con tutti i suoi guai. Chissà se mi penserai, camminando per Istanbul ho nel letto davanti la TV. Sai cosa mi fai, cosa mi dai, sei qui sempre con me, seppur lontana da me. Na, 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 sei qui sempre con me, seppur lontana da me. Su e giù per la città in un'altra realtà, mi fa emergere un bel sole di totale felicità. Le strade, i bar, le piazze che mi fanno venire sempre in mente l'altra parte di me. Chissà se mi penserai, camminando per Istanbul ho nel letto davanti la TV. Sai cosa mi fai, cosa mi dai, sei qui sempre con me, con tutto il tuo cuore, con la tua anima di tuo amore. Na, 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 sei qui sempre con me, seppur lontana da me. Grazie. Ukulelerino, e chissà che questo, visto Esatto. che siamo in streaming, magari c'è qualcuno collegato da Istanbul, se Giovanni tu lo puoi vedere, non possiamo Sta vedere, facendo magari la guerra. nei prossimi giorni effettivamente tu dici, però vabbè, quello a Istanbul, no, sono tranquilli. Vabbè, sì, Chissà che magari, tranquillo. capito, poi non si mangia bene anche. si mangia bene, ti è piaciuta, bellissima città, è chiaro, poi innamorati è ancora sempre tutto Poi così, avendo una cicerona lì è tutta un'altra cosa. una bella cicerona, va bene. Allora, senti qua. Allora, Riccardo, con quale brano ci diamo a rivederci qui al salotto, perché Sì, chiaramente, sicuramente. con Guarda. quale brano e cosa hai scelto per diciamo, salutare il Lab Piazza Vittorio? È un pezzo che si chiama El Camino de Santiago. L'hai fatto? Sì, l'ho fatto l'anno scorso. Ovviamente mi sono portato il mio fedele ukulele e ho detto perché no? Scriviamoci un pezzo su questo cammino che sto facendo. E infatti è la storia di quello che ho fatto, le mie esperienze, le mie disgrazie, perché alla fine succede sempre qualcosa. Quella è una sorta di pellegrinaggio vera e propria. Sì, quindi, bella esperienza, una però bella- ti apre proprio la mente, ti fa capire tantissime cose. Per Sei arrivato esempio- proprio lì a Santiago? Sì, diciamo. quando arrivi alla cattedrale di Santiago sei l'uomo più felice del mondo, vedi l'ora di prenderti la tua birra e dire ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Vabbè, è un'esperienza sicuramente, come dire, che può avere più e più significati. E quindi questa l'hai fatto un anno fa col tuo fedele ukulele, e questa in qualche modo è il film di quello che ti è successo. Sì, esattamente. Il film musicale. Così vi racconto un po' la mia esperienza, se qualcuno poi vorrà rifarla si rivedrà queste cose qua. Puoi riascoltarla anche, diciamo, andando sulla tua pagina Facebook. C'è tutte le Sì, cose sì, lì. su Ukulelerino, Instagram e Facebook. c'è Ukulele tutto, con la tutto. K, perché alcune Vabbè, hai persone... fatto bene a dire ukulele con la K, ricordiamo, ukulele con la K, ukulelerino. Vai, bravo, bravo. Va bene, allora adesso facciamo questo cammino insieme a te Volentieri. con quest'ultimo brano, Ukulele Rino. Grazie. ¡Vamos! A bailar o a caminar.
e la voglia di andar via, con lo zaino pronti e via, e la voglia di esplorare il mondo fino in fondo. Tanti soldi in tasca no, ma una meta in testa ce l'ho, e la voglia di scoprire tutto di me stesso. Con due amici da ferro, che mi aspetta non lo so, so soltanto che dell'avventura non ho paura. E il cammino de Santiago, e il cammino de Santiago, para toda gente, todo el mundo. Prima pausa dentro un bar, una cagna di birra, con il mare che mi guarda dentro nel profondo. Camminando tanto però, una vescica si formò, tutto il piede che faceva male, porco cane. Stringo i denti e seguo la via, ogni freccia gialla è mia, la conchiglia che mi dà la forza, altro che bonza. E il cammino de Santiago, e il cammino de Santiago, para toda gente, todo il mondo. Prima i passi dalla città, qualche sprazzo di civiltà, la natura sembra ormai un miraggio di questo viaggio. Solo un sogno in testa avrò, arrivare al mio traguardo, riposare su una bella branda e non per terra. Son davanti alla cattedrale, questo viaggio finirà qua, ma nel cuore rimarrà l'essenza di questa esperienza. E il cammino de Santiago, e il cammino de Santiago, para toda gente, todo el mundo. ¡Vamos! A disfrutar la vida como yo. Buen camino, peregrino. Oh, oh. Buen camino, peregrino, peregrino. Oh, oh, oh. Grazie. Ukulelerino, grazie Grazie a Riccardo, voi. grazie mille, veramente come dire, grazie di esserci venuto a trovare e un grosso in bocca al lupo, ti diamo la rivederci, insomma vogliamo scoprire molto volentieri. nuovi episodi di questo tuo, Ci diciamo, sono in programma, film. diciamo. Va bene, grazie ancora. Noi adesso facciamo un brevissimo cambio palco e poi sarà la volta dell'ultimo artista per questa sera qui al salotto, ovvero Stefano Grido. A fra poco.